Allora, dedicheremo un altro capitolo a questo tema perché abbiamo visto anche dalle messaggi dei nostri telespettatori, è interessante. Le vostre richieste quindi quali sono? Dopo vedremo anche in un'altra occasione se posto personale pubblico. Perché molte le abbiamo già, sì. Se andiamo all'ultima slide che avevamo preparato dove si parla le nostre richieste, certo, allora sì. vediamo che già abbiamo detto sì, andiamo avanti ancora. Ancora, grazie, ecco qua. Ed è quello che dicevo prima, noi pensiamo che fondamentalmente bisogna trovare le risorse per stiamo parlando di residenzialità adesso, ok? Certo, Case sì, di riposo. Bisogna aumentare i contributi che attualmente sono dati a 27.000 persone, aumentarli almeno a 30.000 persone questi contributi. Bisogna innalzare anche il valore del contributo. Abbiamo detto che c'è per le gravità medie 49 euro e 56 per le gravità alte. Noi pensiamo che bisogna rivedere quell'importo, innalzare quell'importo. Ultima cosa, sempre rispetto alla residenzialità, è che per le situazioni più gravi, per le situazioni sanitarie, non ci deve essere un contributo, ma la spesa deve essere a carico del servizio sanitario regionale, chiaro? Poi lei prima ha toccato un tema grandioso. Se i non autosufficienti nel Veneto sono 200.000, 30.000 residenziali non autosufficienti in qualche maniera, dobbiamo trovare una risposta anche per le altre questioni, gli altri restanti 170.000. Allora, l'assistenza domiciliare non può essere una cenerentola, perché nel Veneto gli anziani ultra 65 anni che hanno un'assistenza domiciliare, che vuol dire magari un accesso alla settimana, un'ora alla settimana, è il 9%. Cioè inesistente. Inesistente. Questa cosa bisogna non moltiplicarla, bisogna innalzarla per dare un respiro alle famiglie, che potrebbe essere un respiro anche rispetto, quindi servizi, non contributi. Noi chiediamo servizi, non contributi. Cioè anche l'accompagnamento stesso da parte della presa in carico del personale, anche durante la giornata magari. Tra l'altro serve anche di stimolo per la persona, per renderla sempre più dinamica, più attiva, più compartecipe di un contesto sociale. Prossime mosse, in 2 parole, cosa farete? Ma quello che perché poi i cittadini ci dicono ha cosa detto riuscite? Ferraresso, eccetera, io mi permetto di aggiungere un pezzo, sì. ma magari lo dedicheremo, visto sì. il tempo. Insomma, c'è tutta la parte della prevenzione. Perché noi stiamo parlando di post, ma c'è il pre. Cioè quando noi parliamo di problemi muscoloscheletrici, di decadimenti cognitivi, non è un fatto ineluttabile. Cioè, però ci vuole una prevenzione di un certo tipo, perché si può spalmare molto più in là nel tempo. Quindi insegnare uno stile di vita. Uno stile di vita, l'alimentazione, l'esercizio fisico, e si stanno facendo sperimentazioni in giri interessanti, di cui ne parleremo. Però quella parte lì è una parte importante che costa molto meno, che ti fa risparmiare e fa vivere meglio dal punto di vista della qualità della vita le persone anziane e anche le loro famiglie. Perfetto, noi dobbiamo chiudere. Sarebbe quindi interessante un confronto tra le vostre richieste e la Regione a questo punto, quindi chi rappresenta la Regione, perché là diventa determinante capire cos'è il problema economico, qual è il problema, perché c'è stato questo stallo, no? Quindi questa è sostanzialmente la questione. Invitiamoli e ci confrontiamo. Esatto, e quindi magari potrebbe essere l'occasione per un approfondimento di prima serata, invitando appunto chi in Regione può in qualche modo darci delle risposte. Con questo noi chiudiamo anche questo capitolo, io vi ringrazio di aver partecipato con i vostri messaggi, comunque scriveteci, poi noi giriamo le vostre mail ai nostri interlocutori. Grazie ai nostri amici dello CGIL di essere stati qui con noi, appuntamento come sempre alla prossima.